Napoli-Pisa è stata una vittoria con brivido finale, con sofferenza finale, però va negli annali per tutti gli errori arbitrali da una parte e dall'altra. Nell'analisi completa su YouTube ovviamente faccio tutto un recupero di screenshot e di dati, c'è una che non è proprio uscita, un rigore su Cotomeni abbastanza clamoroso di Quadrado che ignora completamente la palla e gli va addosso, insieme a quello di Højlund, insieme a quello di Di Lorenzo, mentre gli altri fanno le polemiche sul fallo di mano, su Beukema, su quello di Leris. Ci sono altre cose gravissime che l'arbitro non ha visto, che il VAR non ha visto, quindi passa agli annali per questo. Le polemiche arbitrali aumentano, e però anche i punti del Napoli che ha punteggio pieno, quindi con calma noi andiamo avanti.